Ora altre due scosse di terremoto si sono verificate poche ore fa in Sicilia, quindi continua da Agrigento lo sciame sismico che dallo scorso 15 luglio sta colpendo, diciamo, questa città in effetti. Già fino ad ora sono 16 scosse, quindi stamattina alle 11:41 è tornata a tremare ed è stata di 2,8, poi alle 11:56 è stata di 2,2. Quindi diciamo che la Terra sta tremando dallo scorso 15 luglio. Da allora sono 16 le scosse di magnitudo superiore alla, diciamo, alla magnitudo 2. Quindi tutte le persone, ciao Marcella, giustamente hanno tanta paura perché la Terra sembra non fermarsi come giusto che sia. 15 giorni, da 15 luglio e oggi sono 21, sono 6 giorni diciamo che questi ballano, quindi in 6 giorni 16 scosse, più 2 stamattina sono 18. Ciao Patti, ciao Carmen, ciao Marcella. Quindi diciamo che i movimenti sono sentiti dalla popolazione perché anche, diciamo, la profondità è sempre poca, 4-5 km, quindi pure una scossa di magnitudo 2,4, 2,6, ciao Giovanna, si fa sentire molto perché è poco profondo, quindi pure una scossa di 2 fa ballare, diciamo, gli edifici, le persone un po'. Quindi continua questa scia sismica come la chiamano loro, però giustamente i geologi, diciamo, tutte queste persone, scienziati e tutti, dicono che è normale che sono sciami di assestamento. Però giustamente sono 6 giorni che questi devono, cioè Alessandro deve assestarsi questa terra, quindi la gente è preoccupata come è giusto che sia, ragazzi, anche perché 6 giorni che si balla non credo sia piacevole. Quindi stamattina altre due scosse, una alle 11:41 e uno alle 11:56. La prima è stata di 2,8, quindi, e l'altra di 2,2. Ciao Domitilla, pure a te. Quindi i cittadini giustamente hanno incominciato a preoccuparsi. Sì, sì, fortunatamente non ci sono feriti, ragazzi, non ci sono danni, però Agrigento, esattamente a Menfi. Quindi ragazzi diciamo che non ci stanno danni a persone, strutture, però giustamente le persone hanno paura, quindi è anche normale che lo sia, perché la terra, ripeto, da 6 giorni non si ferma, cioè ogni giorno ci sta uno, due, tre terremoti, quindi calcolate che in 6 giorni 16 scosse più 2 oggi 18 e non si sa, no, è una scossa che non proviene dal vulcano, perlomeno così dicono, eh. Quindi non so perché, può darsi pure che c'entri il vulcano, però parliamoci tanto, Alessandro, ma chi te lo dice poi? Quindi come sempre rimane un punto interrogativo. Loro dicono che sono le faglie sotto che si muovono, però può essere anche il vulcano, ma se fosse pure il vulcano, ragazzi, chi te lo dice? Troppo loro dicono che le faglie si muovono e quindi giustamente anche la città di Agrigento, Menfi, quindi trema. E quindi loro escono puliti puliti e ti danno la giustificazione, diciamo. Però veramente non si può sapere se dipende dall'Etna oppure veramente dalle faglie, quindi il dubbio rimane, ragazzi, anche perché sappiamo come di mestiere che anche se fosse vulcano non lo direbbero mai. Sì, sì, grazie Giovanna, sì, sì, questa è una notizia che ho trovato adesso, quindi è proprio successo da poco. Non lo so, ti dicono bugie, da Agrigento non ci sono stato, avvocato. Non sono stato a Palermo, Catania, Caltanissetta, questi qua ci sono stati, non so se ci sono i tempi, diciamo. Ma non credo, no, no, Domitilla, no, per la data no. Ultimamente in Sicilia tutti questi terremoti stanno facendo, quindi è normale. Il problema è se
il problema è se il vulcano, questo è il problema forse più brutto, forse che ne so, i gas, la lava che si muove, che non riesce a uscire, quindi come fai a capire che cos'è? Io penso che secondo me in Sicilia sia sempre. Quindi io penso che sia sempre a livello di magma, perché parliamoci chiaro, la Sicilia è tutto sotto l'Etna, quindi parliamoci chiaro, io penso che tutta la Sicilia ci siano tipo sottoterra, cunicoli di gas, di magma. Credo che tutti i terremoti che avvengono in Sicilia provengono dall'Etna e perlomeno credo così io, anche perché è un'isola, quindi queste faglie sottoterra non ce le vedo tanto, perché le faglie come regola dovrebbero stare sott'acqua poi, quindi si dovrebbe muovere il mare in effetti, perché è un'isola in effetti. Poi ragazzi la verità la sanno loro, quindi noi possiamo solo dire così, così, là. Loro si giustificano che sono le faglie tettoniche che si toccano e così ha origine questi terremoti che poi secondo me vengono dall'Etna, però loro giustamente sono loro gli esperti, quindi dobbiamo dire di sì per forza, quindi dobbiamo accontentarci di questa giustificazione, chiamiamola così. Sì, sì, questo è vero, qua se arriva uno tsunami, un terremoto buono, ciao ciao parecchia gente, quindi noi stiamo 40 anni indietro rispetto al Giappone. E io già mi meraviglio che in Italia non hanno messo come in Giappone, sai, quelle cose sonore quando arriva lo tsunami, anche perché con il Marsili che abbiamo noi in Italia c'è anche l'Etna che può crollare la parte sott'acqua, c'è il pericolo di tsunami, quindi secondo me andrebbero posizionato delle boe che avvertono la popolazione con un suono di sirena che arriva lo tsunami. Difatti in Giappone funziona così. Quando sta lo tsunami in arrivo suonano, la gente capisce e scappa dalla costa, quindi è tutto organizzato. Però solo qua in Italia i soldi chissà dove vanno ragazzi, questo non lo sappiamo, oppure non ci saranno i fondi per fare queste cose, non lo so. Comunque fatto sta che secondo me per le situazioni e per i cambiamenti climatici che ci sono in atto ora di Agrigento a Melfi. Ciao Diego, ciao, sì sì. Ce ne sono stati due in effetti, uno di 2.8 e uno di 2.2. A differenza di 10 minuti, uno ad 11.20, uno ad 11.54, a livello di 20 minuti di differenza. Però siccome sono poco profondi, sono molto stati sentiti dalla popolazione che si è messa paura, diciamo così. Però non ci sono danni a persone o cose, Diego, quindi stanno tutti bene, però pieni di paura. Vabbè ragazzi, io vi auguro buon appetito a tutto. Se saprò qualche altra cosa, sempre. No, no, ma figurati, quando ci sta la diretta è sempre così, da una cosa si passa all'altra e quindi è così sempre la diretta. Devo controllare Nuova Guinea, sì, mi pare che l'avevo letto prima, sì, sì. Dopo controllo, grazie Diego. Ciao Avvocatella, ciao Giovanna. No, non l'ho visto la verità Giovanna, devo vedere perché ti avverto, qua arrivano poche notizie in Italia, io molte notizie le trovo all'estero, quindi penso un po' che le trovo all'estero queste notizie, cioè non le trovo in Italia. Quindi io faccio la traduzione e poi faccio il video, quindi molte notizie arrivano qua dopo 4-5 giorni. Se mai è un terremoto oppure un'eruzione vulcanica, io la trovo subito perché la vado a trovare all'estero, cioè in inglese, in russo, ma se no qua arriva fra 4-5 giorni se arriva, eh. Quindi diciamo che qua in Italia le notizie arrivano 4-5 giorni dopo oppure non arrivano proprio. No, la Cina in effetti ha molte, diciamo, palazzine fatte proprio antisismiche, quindi mi meraviglio che si sono mosse, anche se si sono mosse,
No, vabbè, il telegiornale toglilo da mezzo, quello non parlerà mai, ma io parlo pure a livello di notizie su internet. Cioè, non le trovi facile, capito? Oppure trovi il terremoto in Sicilia oggi, però lo trovi fra una settimana. Questa è la cosa, che ci sta poca, diciamo, poche notizie sia a livello di internet sia in TV, non ne parliamo perché là non esce mai nulla. Quindi in TV scordatevelo. Là basta che si fa grande fratello, grande bordello, e lì è un'altra cosa proprio, quindi questa notizia qua è proprio è successo alle 11, quindi un'oretta fa, quindi è proprio fresca. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti e se ci sarà qualche altra notizia, speriamo buona, ma come sempre dico, lo sapete bene come la penso, che non esistono le buone notizie, quindi se ci sarà, buon pranzo a te Giovanna, buon pranzo a tutto, ciao Vocatella, ciao Diego, ciao Marcella, ciao a tutti.